ragazzi, oggi siamo qui in questo nuovissimo video su Clash Royale. Allora ragazzi, come potete vedere sto a 1050, quasi 1500 trofei, diciamo 1500. Da qui togliamo una scarica. Come potete vedere ragazzi, questo è il mio mazzo che sto usando, cioè la veleno, questo è con i barbari, quasi livello 9, siamo quasi alla metà, sfera infuocata al 6 addirittura. Torre bombardiera, congelamento, domatore e copi lancieri. Allora ragazzi, come potete vedere mi mancano ovviamente Saigone, Miastino Lavico e poi tutte quante le carte. Allora ragazzi, direi di iniziare subito con la prima partita e andiamo così, dai. Deve trovare uno forte perché i verci forti si dare, non è scarsi. Livello 7, uno in meno di noi, vabbè. Allora ragazzi, direi di prima di avere 10 di costi di elisir, direi di buttare la torre bombardiera centrale. Facciamo ricaricare verso il 10 di nuovo, anzi no, dobbiamo mettere lo stregone. Lo stregone che li sciotta tutti, quindi benissimo. Mettiamo anche i copi lancieri. Ah, porco cacchio, c'è tutto quel cazzo di cose. Ok, vabbè, il danno ci ha fatto un po' di danno, bene, niente di che, quindi adesso attacchiamo con domatore e il congelamento. Adesso ci mettiamo i barbari per difendere. Tanto ha buttato la fornace lui. Ok, tutta la fornace, non è molto paurosa la fornace, quindi non c'è niente da tenersi nascosto. Allora ragazzi, devo cercare di vincere perché è molto tosta, non è proprio per niente facile, quindi massimo impegno. Allora, intanto abbiamo shottato la Valkyria e quasi la strega. Ok, sì, adesso è shottato. Allora, stiamo un po' rischiando ragazzi, però adesso sono venuti bonus, venuti per 2 di elisir. La presa dalla fornace, domatore già uscito da random, la buttiamo adesso, eccolo qui. Tanto c'è asciuttata la torre, ma sicuramente c'è asciuttare anche lui. Appunto, ce l'ha asciuttata. Attacchiamo 4 volte allora con domatore gelo. Quindi nessuno attacca. A questo punto io ah raga, non mi sto difendendo, porco due. Raga, devo fare prima io la torre. No raga, ce l'ha fatto prima lui. Vabbè raga, abbiamo perso, non importa. Vabbè ragazzi, se questo video è piaciuto mettete tanti like e noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Bella!